Buonasera, buon giovedì, bentornati a Focus Verona Economia. È ripartita la settimana scorsa la rassegna televisiva ogni giovedì, dicevo, alle 21:15 su questa emittente Radio Adige TV, un momento di approfondimento su alcuni temi che riguardano l'attualità, l'innovazione, la tecnologia, vedremo poi la politica, l'economia. Questa sera in particolare ci concentriamo su un tema attualissimo che riguarda l'intelligenza artificiale. A me piace definirla al plurale, le intelligenze artificiali. Sono molte, sono tante, trasversali, impattano sulla nostra quotidianità su tutti i livelli. Lo vedremo e lo sentiremo e lo ascolteremo grazie anche ai numerosi ospiti che si alterneranno qui all'interno degli studi di Verona Network. Questa sera incontreremo esponenti del mondo accademico dell'Università di Verona, dell'Università Salesiana IUSVE e poi insomma professionisti del settore, ricercatori, formatori che ci daranno una panoramica di ampio respiro su, dicevo, una rivoluzione che siamo pronti ad accogliere con qualche timore, ma a noi di Verona Network piace anche pensare a tutto ciò che sta accadendo come una grande opportunità. Noi stessi, insomma, in redazione stiamo cercando di adottare queste tecnologie per migliorare il nostro lavoro. E allora partiamo e tra pochi minuti, dopo un breve spot pubblicitario, inizieremo con l'Università di Verona che grazie al Dipartimento di Informatica sta facendo studi e sta formando professionisti nel settore dell'intelligenza artificiale. Bentornati in studio, allora iniziamo le nostre interviste per questo speciale Focus Verona Economia dedicato alle intelligenze artificiali. Molti di voi lo sanno già, ma lo ricordo al pubblico: la nostra università, l'Ateneo Scaligero, l'Università di Verona, ha un centro di eccellenza, il Dipartimento di Informatica, che da tempo tratta anche questi temi, quindi diamo il benvenuto questa sera ad Alessandro Farinelli, il professore, direttore proprio del Dipartimento. Benvenuto. Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Professore, allora sappiamo che in Borgo Roma, nel quartiere di Borgo Roma, c'è questo dipartimento che ha sfornato un sacco di progetti, sta lavorando su più fronti da tanti anni con dei risultati ottimi anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo per il pubblico a casa un po' alcuni numeri che riguardano proprio il dipartimento che ha la fortuna, l'onere e l'onore di dirigere. Volentieri. Allora, il Dipartimento di Informatica è cresciuto molto negli ultimi anni e adesso conta circa 65 persone che sono incardinate come professori, come docenti, diciamo, in generale, e il Dipartimento punta molto su 4 aree principali, che sono quelle della matematica, fisica, informatica e ingegneria informatica, e uno dei punti di forza del Dipartimento è proprio quello di riuscire ad integrare in maniera armonica queste 4 aree, e questo ci ha permesso di crescere in maniera organica negli ultimi anni. Abbiamo una forte vocazione verso la progettualità, soprattutto per quanto riguarda ovviamente la ricerca, e quindi al momento il Dipartimento sta gestendo circa 26 progetti per un totale di circa 7 milioni di euro, che sono fondi che possono essere utilizzati appunto per sviluppare tramite attività di ricerca, quindi comprare materiale, pagare persone per fare ricerca e così via. E abbiamo anche una forte vocazione verso quello che in generale viene chiamata la terza missione, in particolare verso l'innovazione, e quindi cerchiamo di lavorare molto con aziende, sia attraverso progettualità, sia ospitando alcune aziende che sono sia spin-off, start-up o comunque aziende innovative, presso proprio i locali del nostro dipartimento. Quindi noi abbiamo un centro che si chiama Computer Science Park, che è cresciuto negli anni e che adesso conta 9 aziende, appunto tra spin-off, start-up e aziende diciamo più strutturate, ma che vogliono sviluppare alcuni
elementi di ricerca con noi, e queste aziende hanno appunto dei locali nel nostro dipartimento e collaborano con noi principalmente attraverso progetti di ricerca. Davvero numeri molto interessanti che, dicevo, fanno di questo dipartimento un centro d'eccellenza, non solo a Verona ma un po' a livello nazionale. Dicevamo, tra le materie che avete approcciato negli ultimi anni, ed è questo anche un po' il tema generale della puntata di oggi, c'è l'intelligenza artificiale che viene adottata anche all'interno di 2 corsi di laurea specifici che avete attivato e che sempre di più, insomma, sta anche delineando e attraendo giovani, perché poi gli iscritti stanno crescendo. Assolutamente sì, l'intelligenza artificiale è, diciamo, la parte più attiva, se così vogliamo dire, della ricerca di informatica in questo momento, anche matematica e fisica e ingegneria, e il Dipartimento sta puntando molto sulle tematiche di intelligenza artificiale, sia dal punto di vista della ricerca, quindi con progetti di ricerca che si indirizzano decisamente verso l'intelligenza artificiale, sia dal punto di vista della didattica. Quindi abbiamo 2 corsi di laurea, in particolare sono 2 corsi di laurea internazionali, nel senso che sono erogati in lingua inglese, 2 corsi di laurea magistrali, uno di cui parleremo poi più avanti col collega Castellini, sì, che si chiama proprio Artificial Intelligence, e l'altro che si chiama invece Data Science, che si rivolge più verso appunto la scienza dei dati, e quindi come analizzare e gestire le grandi quantità di dati e come farne un buon uso, quindi come estrarre valore dai dati, diciamo più in generale. Queste sono tematiche molto collegate all'intelligenza artificiale e su cui il Dipartimento appunto sta puntando molto negli ultimi anni, ma insomma da decine di anni, direi, ecco. Anche perché l'intelligenza artificiale generativa perlomeno si basa proprio su dati, per cui la laurea che ha ricordato in Data Science ovviamente è importantissima, perché fa capire anche come funzionano un po' questi sistemi. Dicevamo, l'importante è fare divulgazione, cultura attorno al tema attualissimo dell'intelligenza artificiale, perché per il momento viene vista quasi come una minaccia, si ha paura di una sostituzione, di lavori che non esisteranno più. In realtà a noi di Verona Network, ma in generale, insomma, pensiamo anche in ambito accademico, si cerca di vedere invece quali potrebbero essere in futuro le opportunità legate a queste materie. Sì, assolutamente. Diciamo, come tutte le tecnologie dirompenti, come si dice, l'intelligenza artificiale genera anche dei timori, e come tutte le cose che si conoscono poco, che sono nuove, genera appunto timori ancora più forti. Certo. E quindi, diciamo, io ovviamente concordo in pieno nel fatto che l'intelligenza artificiale sia più un'opportunità che una minaccia. Bisogna però saperla utilizzare in maniera adeguata. Io in particolare mi occupo di intelligenza artificiale da tantissimo tempo, quindi dai tempi della laurea, quindi purtroppo dai primi anni del 2000 ormai, e in questi anni l'intelligenza artificiale è cambiata tantissimo. Ai tempi in cui avevo iniziato appunto a lavorare alla laurea, le principali conferenze di intelligenza artificiale contavano centinaia di iscritti, e erano già conferenze abbastanza importanti. Adesso contano migliaia, e parecchie migliaia. Se parliamo poi degli investimenti, diciamo, potremmo snocciolare dati molto molto impressionanti sull'intelligenza artificiale. Ormai quasi tutte le aziende puntano sull'intelligenza artificiale, e anche le grandi aziende, che fra l'altro cominciano sempre di più partecipano anche a queste conferenze sull'intelligenza artificiale, perché appunto c'è proprio una corsa, diciamo, a sviluppare metodi sempre più innovativi, sempre più performanti. Magari rispetto a quei primi anni che citava, i primi anni 2000, dove c'era un'intelligenza artificiale applicata alla robotica, adesso è trasversale l'utilizzo in vari settori, in vari ambiti. Assolutamente, diciamo, ormai l'intelligenza artificiale entra in quasi tutti i settori della produzione e anche della società, e possiamo pensare a tantissime diverse applicazioni possibili, che vanno dagli aspetti legali, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito legale, c'è proprio un ramo che si chiama il legal reasoning, diciamo così, piuttosto che per esempio a settori magari in cui uno potrebbe pensare che l'intelligenza artificiale abbia meno a che dire, come per esempio il settore dell'agri-food, che fra l'altro è un settore molto importante anche per il territorio, e quindi tutta la parte di produzione, trasformazione e trasporto di generi alimentari in realtà ha sempre un più crescente bisogno di digitalizzazione in generale, intelligenza artificiale nel particolare, e altri
settori molto importanti sono sicuramente quello in generale della logistica, dove anche Verona ha un ruolo molto importante, quindi per il trasporto di merci e persone, e un altro che secondo me è molto molto interessante, su cui noi anche stiamo investendo parecchio, è il settore dell'energia, quindi la gestione, la produzione e la gestione di energia in maniera sostenibile, soprattutto rendendo, diciamo, sempre più efficiente l'utilizzo dell'energia. Questo perché, diciamo, l'intelligenza artificiale permette di lavorare su due grandi ambiti. Uno è quello di, appunto, come abbiamo detto prima, estrarre informazioni dai dati, tematica molto importante perché gestire grandi quantità di dati per le persone è molto complicato, mentre appunto le macchine, se ben strutturate, se ben sviluppate, riescono a gestirli molto meglio. L'altro è quello di suggerire, diciamo, delle soluzioni, quindi risolvere problemi molto complessi che diciamo richiederebbero uno sforzo enorme per una persona risolverli in maniera, e quindi ottimizzare un processo. L'intelligenza artificiale può dare dei suggerimenti importanti oppure realizzare una parte di autonomia e quindi rendere questi sistemi più semplici da utilizzare e più performanti poi per chi li utilizza. Vediamo sempre dal vostro sito che in home page scorrono, diciamo, alcuni esempi di applicazione dalla tecnologia di intelligenza artificiale per il monitoraggio del comportamento di pazienti allettati. Poi, andando avanti, anche una notizia che ci rimanda invece sull'intelligenza artificiale che entra in Parlamento con il sistema Udini. Insomma, tanti progetti che vedono coinvolta l'università in vari ambiti e che testimoniano questo impegno e questo approfondimento anche nello studio ma anche nell'applicazione. Assolutamente, diciamo tutti i progetti che sono stati menzionati sono due esempi molto interessanti, molto importanti, sono solo appunto degli esempi, ce ne sono molti altri, ma ad esempio per quanto riguarda il progetto Udini è molto legato al concetto di legal reasoning, quindi come riuscire tramite sistemi di intelligenza artificiale a gestire il ragionamento legale, che è molto complesso e che necessita appunto competenze molto approfondite. E per i pazienti allettati, per i pazienti esatto, allettati, diciamo. l'altro che abbiamo menzionato, Ti Amo PA, riguarda invece lo sviluppo. Questo è stato sviluppato da un'azienda, una di quelle che fanno parte del Computer Science Park, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, e riguarda invece lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per aiutare i pazienti allettati tramite varie tecniche di intelligenza artificiale. Tra l'altro ci sarà un evento proprio mercoledì 25 settembre su questo ambito, insomma, nell'Aula Verde presso il Dipartimento di Informatica, proprio nella sede di Borgo Roma, dove verranno presentati i risultati nel campo del monitoraggio dell'assistenza dei pazienti fragili, quindi un'occasione ottima anche per avere un riscontro immediato su quello che, ecco, qui vediamo proprio la locandina ufficiale che presenta questo evento molto molto interessante, che si svolge presso la vostra sede. Insomma, voglio dire, si vedono proprio i casi applicati anche di studio. Professore, è interessante, qui nessuno ha la bacchetta magica, però possiamo sicuramente dire che c'è un'accelerazione incredibile attorno a queste nuove frontiere, no? Tecnologiche, per cui in futuro, chissà, potremo aspettarci un po' di tutto, no? Sì, diciamo assolutamente sì, nel senso che appunto come ho brevemente menzionato prima, l'intelligenza artificiale avanza veramente a passi da gigante, quindi le novità sono all'ordine del minuto, direi, neanche del giorno, da un certo punto di vista, e su questo, diciamo, ci sono secondo me due elementi che bisogna tenere presenti e da considerare. Il primo è che è sempre più importante essere aggiornati rispetto a queste tecnologie, e quindi appunto entreranno sempre di più a far parte dei sistemi produttivi e della vita quotidiana, e quindi è molto importante conoscerli il più approfonditamente possibile, e questo è possibile, diciamo, tramite l'aggiornamento delle persone che lavorano in questi, diciamo, nei vari ambiti in cui si utilizza l'intelligenza artificiale, e questo aggiornamento è molto importante e dovrebbe, secondo me, essere curato anche dal punto di vista dell'università. Noi facciamo già degli sforzi in questo senso, ma vanno sicuramente intensificati. L'altro è, diciamo, un suggerimento per i giovani, che è quello di sicuramente, diciamo, seguire sempre le proprie passioni, perché questo è il primo punto, ma studiare
queste metodologie è molto importante, e l'elemento in più che mi sento di aggiungere è che non è tanto importante studiare approfonditamente l'ultimo tool sviluppato su una determinata tecnologia, quanto conoscere bene le basi fondanti di questi sistemi, che sono comunque basi metodologiche che richiedono uno studio approfondito, ma che poi ci permettono appunto di aggiornarci molto più velocemente, perché ha poco senso studiare l'ultima tecnologia quando l'ultima tecnologia cambia appunto alla velocità della luce. È molto più importante avere delle conoscenze approfondite sulle basi metodologiche e scientifiche, per essere poi in grado di affrontare le sfide che avverranno nel futuro. E questa è la prerogativa, insomma, dell'università, che prepara proprio gli studenti a una conoscenza approfondita del metodo e di ciò che sta alla base. Professore, è stato molto chiaro. Tra poco seguirà anche l'intervento del suo collega Castellini, Alberto, che ci presenterà in particolare il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence. Intanto grazie per questo aggiornamento molto importante e per averci anche ricordato, lo ripeto per l'ennesima volta, che Verona ha un gioiellino da curare, soprattutto pensando anche in maniera lungimirante al futuro, quindi ce lo teniamo stretto il dipartimento. Grazie mille, grazie a voi per l'invito di nuovo. Un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Radio Adige Show organizza il tuo evento personalizzato nelle piazze più belle d'Italia, con DJ set, live band e con le scenografie più spettacolari del momento. Tutto in diretta TV. Prenota ora la tua data. Radio Adige Show. Rimaniamo sempre nell'ambito universitario. L'Università di Verona ha da 2 anni a questa parte un corso di laurea magistrale molto interessante, innovativo, attualissimo, perché stiamo parlando di, appunto, lo avete capito da questa puntata, di intelligenza artificiale, in particolare il corso di laurea è Artificial Intelligence, e qui abbiamo il professore Alberto Castellini, che è ricercatore dell'università e contribuisce ovviamente a diffondere il know-how su queste tecnologie. Benvenuto. Buonasera, grazie mille dell'invito. Diamo uno sguardo intanto alla pagina del sito dell'università, dove sono contenute tutte le informazioni relative a questo corso, un corso, dicevamo, magistrale, biennale, che ha avuto un ottimo successo per quanto riguarda il numero di iscritti già dal primo anno, e che è una conferma anche nel secondo anno. C'è stato un po' di coraggio forse da parte dell'università, no? E di visione nel lanciare questo corso, ed è premiata fino a questo momento. Esatto, qualche anno fa abbiamo deciso di avviare questo corso di laurea magistrale, un corso magistrale che va incontro alle esigenze appunto della società che tutti oggi vediamo, di appunto preparare delle persone, degli esperti in intelligenza artificiale, che sarebbero delle persone, degli studenti che poi diventeranno appunto esperti, i quali saranno in grado di sviluppare tecnologie legate all'intelligenza artificiale, e quindi conoscere tutto ciò che è quello che sta dentro alla scatola, la black box, che molte persone non conoscono, e quindi dovrebbero riuscire all'interno anche delle aziende, del mondo sociale, così, di riuscire a sia progettare, sviluppare, manutenere e curare tutto ciò che sono anche gli aspetti di sicurezza, che sono oggi molto importanti per quanto riguarda le tecnologie di intelligenza artificiale. Anche perché queste tecnologie stanno avendo un impatto davvero molto importante nella nostra quotidianità, e gli studenti stessi non possono fare a meno di conoscerle, perché il primo obiettivo è quello di conoscere le tecnologie, innanzitutto per non averne paura, ne abbiamo parlato anche con il direttore del corso poco fa, ma soprattutto anche per portare del know-how in azienda. E poi vedremo che avete già preso contatti con alcune di queste aziende. Esatto, e diciamo che l'inizio, il punto di partenza di questa laurea è stata proprio anche l'incontro con quelle che noi chiamiamo parti sociali, che sono appunto esponenti delle aziende locali, più o meno, perché avevamo anche alcuni esponenti di aziende non proprio della realtà locale, alle quali abbiamo chiesto quali sono le esigenze principali, e appunto ci è stato fatto notare che
le tecnologie relative all'intelligenza artificiale si stanno sviluppando molto e il mondo industriale ha bisogno di conoscenze di figure professionali in grado di conoscere proprio nel dettaglio, sviluppare queste conoscenze. L'intelligenza artificiale la vediamo tutti i giorni ormai, proprio anche nelle nostre vite. Ad esempio si vedono auto autonome o con autonomia più o meno sviluppata, però comunque se ne sente parlare sempre più spesso. Le auto autonome sono tra le più note, però ci sono telefonini, ci sono un sacco di tecnologie che ormai diventano pervasive e che entrano proprio nel contatto, diciamo a contatto con l'essere umano tutti i giorni, e quindi ovviamente le aziende stanno cercando di utilizzare queste tecnologie come diciamo un'opportunità per poter creare servizi sempre anche per le persone, per potersi sviluppare queste tecnologie dal punto di vista di ciò che possono essere servizi per le persone, insomma, ecco. È una sfida anche per il personale docente, perché c'è un'evoluzione talmente rapida che bisogna essere sempre in continuo aggiornamento, no, professore? Esatto, questo è uno degli aspetti che è forse una peculiarità di questa laurea, di questo settore, perché come appunto si dice spesso, ciò che viene studiato oggi probabilmente se non è abbastanza generico, abbastanza generale, e quindi se non ci si focalizza sui fondamenti di quello che è l'intelligenza artificiale, si rischia che sia già vecchio fra 2 o 3 anni, perché lo sviluppo e la velocità con cui si sviluppano queste tecnologie è altissima. Lo vediamo tutti. Oggi quello che abbiamo nel cellulare oggi probabilmente fra 3 anni diventa veramente obsoleto, e la stessa cosa avviene anche nelle aziende. Le tecnologie con cui si acquisivano dati 10 anni fa, tanto per fare un esempio, oggi sono viste proprio come la preistoria dell'acquisizione dinosauri, dati. Assolutamente. Senta, entriamo anche nel merito tecnico. Dicevamo, c'è stato qualche esperimento anche ben riuscito, qualche contatto con aziende, un progetto legato anche all'ispezione subacquea, poi vedremo qualche immagine anche relativa a questo esperimento. Dicevamo, la prerogativa di questo corso è sì formare gli studenti, ma cercare proprio anche il contatto diretto con le aziende, sia per dare una risposta all'azienda stessa, ma anche per introdurre queste nuove figure a livello professionale. Esatto, e per quanto riguarda i progetti, io adesso faccio parte appunto del Dipartimento di Informatica. All'interno del Dipartimento di Informatica lavoro in particolare in un gruppo che si chiama Intelligence Systems Lab, gruppo supervisionato dal professor Farinelli appunto, in cui si sono sviluppati vari progetti anche in collaborazione con le aziende. Uno di questi è quello di cui si parlava poco fa, che è quello appunto legato allo sviluppo di droni acquatici. Sono delle piccole barchette che si possono vedere anche probabilmente nel video, che cercano di acquisire dati al fine poi di monitorare la qualità delle acque. Si possono utilizzare, in questo caso sono stati testati in laghi, tra quali anche il lago di Garda, esatto, il nostro lago. Esatto, però anche fiumi, e comunque le applicazioni sono moltissime. In questo contesto ci sono state collaborazioni sia con altre università che con aziende, sia in questo specifico caso sia italiane che estere, e il prodotto che è stato sviluppato è stato sia un prodotto di ricerca, perché noi come università ci focalizziamo sulla ricerca, però anche un prodotto che si può essere toccato con mano, e quindi questi droni possono essere utilizzati ad esempio da aziende che si occupano di monitorare l'acqua. Ne conosciamo varie sia in Italia che fuori, che appunto possono, anziché fissare dei sensori statici in una certa posizione, questi droni possono andare addirittura con un'autonomia che si sta ancora sviluppando a cercare ciò che può essere magari la fonte di inquinamento. E questo io lo vedo proprio come un'opportunità, visto che molto spesso si parla appunto di pro e contro vantaggi, svantaggi, questa la vedo proprio come un'opportunità dell'intelligenza artificiale, che in questo
caso può essere applicata a problemi come la sostenibilità ambientale, il monitoraggio delle acque, e quindi cercare di portare un vantaggio anche al cittadino. Ecco. Avevamo conosciuto fino a questo momento i droni aerei, sappiamo adesso che ci sono anche dei droni acquatici che hanno ovviamente una funzione molto molto importante. Questa era una delle tante applicazioni che l'Università di Verona porta avanti con diversi partner e che escono appunto dal Dipartimento di Informatica, in particolare anche con questo corso di laurea davvero appetibile e insomma intrigante per molti studenti, perché avete visto una crescita anche come numero di studenti. Esatto, questo è proprio una cosa che abbiamo visto e toccato con mano negli ultimi 2 anni, perché il corso è nato appunto 2 anni fa e siamo partiti con circa 25 studenti, ma è questo numero che come primo anno è stato un ottimo risultato. Certo. E quest'anno il numero si è già più che duplicato, e quindi abbiamo molte richieste ogni anno anche dall'estero di persone, di studenti che chiedono appunto di partecipare al corso e di come si può dire, poter sviluppare e acquisire conoscenza su quello che è l'intelligenza artificiale. E poi ci possono essere anche dei master di primo e secondo livello, si può proseguire insomma su questa in questo ambito che è sicuramente innovativo e fa dell'Università di Verona una delle realtà pionieristiche, se vogliamo, ma anche più intriganti, dicevamo, nei confronti dello studio di questo nuovo si fa per dire, dicevamo, nuovo ambito, quello delle intelligenze artificiali, che però sta entrando prepotentemente insomma in tutti i nostri ambiti quotidiani. Professore, stiamo per chiudere questa bella chiacchierata. Da docente, ecco, che consigli dà ai propri studenti per affrontare così di petto una materia che dicevamo prima è velocissima, rapida, in continua evoluzione, però chi la affronta, immaginiamo, anche in maniera seria, poi riesce anche dal punto di vista professionale ad avere delle soddisfazioni. Certo, noi vediamo che gli studenti che adesso stanno iniziando, perché il primo laureato lo abbiamo avuto a luglio quest'anno, quindi esatto, e vediamo che appunto c'è moltissima richiesta, e quello che posso suggerire agli studenti che sono interessati a questa disciplina è di fondamentalmente focalizzarsi su quello che sono i fondamenti, perché questi sono ciò che noi cerchiamo di insegnare e che sono le basi su cui poi si poggiano tutte le tecnologie che vengono sviluppate oggi e che verranno sviluppate anche domani. E quindi acquisendo conoscenze di matematica, di informatica, anche teoriche, diciamo, non è tempo buttato come a volte si pensa, perché a volte si pensa che utilizzare l'ultima tecnologia consenta poi di trovare un lavoro. In realtà è vero anche questo, e la nostra laurea ha ad esempio un bilanciamento tra parte teorica e pratica che è quasi 1-1, quindi insegniamo anche a fare le cose, però di riuscire ad arrivare ai fondamenti e cercare di imparare quelli per avere un futuro assicurato anche quando le tecnologie cambieranno. Poi per quanto riguarda gli sbocchi professionali abbiamo aziende di vario tipo, da quelle diciamo che si occupano di sviluppo software a istituti bancari, piuttosto che videogiochi, ambito di anche monitoraggio ambientale, eccetera eccetera, che ci richiedono queste figure quasi quotidianamente. Quindi... Tra l'altro vediamo un ultimo sguardo al piano didattico con le materie, gli insegnamenti del primo anno, secondo anno, in inglese vediamo delle bandierine del Regno Unito, vuol dire che effettivamente gli insegnamenti sono in lingua inglese. Esatto, sì, tutti? Questo non l'avevo detto prima, ma il corso è un corso in lingua inglese, anche per questo appunto hanno accesso anche persone che arrivano dall'estero senza problemi, e abbiamo dei corsi fondamentali che toccano delle tematiche che sono note ormai a molti, quindi ne cito qualcuna, come ad esempio il machine learning, quindi l'addestramento di macchine, detto machine learning, che riescono ad imparare dai dati, acquisiscono molti dati e da questi riescono ad esempio a fare delle predizioni. Questo è anche un esempio di un altro dei progetti che abbiamo sviluppato con una multi-utility qui proprio nel Veronese, e quindi predire cosa succederà nel futuro relativamente ad esempio un processo aziendale, e poi pianificazione, ragionamento automatico sono sempre argomenti fondamentali, diciamo, corsi obbligatori che vengono sviluppati in questa laurea, che vengono ottenuti in questa laurea.
Dopodiché lo studente può scegliere, tutti questi corsi sono in inglese, può scegliere di 2 percorsi, uno che è più legato a quello che viene detto decision making, quindi prendere decisioni in modo ottimale, e l'altro invece è un percorso più legato alla percezione e all'interazione, quindi acquisizione di video, riuscire a interagire con l'ambiente percependo quello che è diciamo nell'ambiente, e poi cercando di elaborarlo per poter poi agire sempre in modo ottimizzato. Poi ci sono corsi fino ad esempio molto vari, addirittura cybercrime, esatto. Cioè voglio dire, balza all'occhio, applicazione chiaramente. alla finanza piuttosto che robotica, ci sono le applicazioni, poi si scelgono strada facendo. Andate a vedervi il piano didattico, perché davvero è molto molto interessante, curioso, innovativo, e come ha ricordato il professore è sicuramente nuovo, bello da vedere. Siamo contenti che l'Università di Verona proponga, tra le tante cose, anche un corso di questo tipo che ha un'eco internazionale, dicevamo. Ringraziamo allora Alberto Castellini, ricercatore dell'Università di Verona presso il Dipartimento di Informatica, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi ancora dell'invito e buona serata a tutti. Spazio un po' di pubblicità, torniamo tra poco. Daily, il quotidiano multimediale gratuito di Verona, da oggi ancora più ricco e coinvolgente. Scopri nuovi servizi utili della tua città, le pagine dedicate ai nostri cari, lo shopping, il tempo libero. Manda adesso su WhatsApp il tuo nome e cognome al 347 10 58 318. Daily, ogni giorno alle 18 sul tuo cellulare, tablet o PC. Daily, la notizia ogni giorno, sempre con te. Ben rientrati in studio, chiudiamo questo trittico dedicato al Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona. Dicevamo prima, un centro d'eccellenza, davvero siamo orgogliosi di averla qui nella nostra città, questa bella realtà. Dopo aver sentito il direttore Farinelli e il ricercatore e collega Castellini, diamo il benvenuto al professor Daniele Meli, anche lui ricercatore, sempre del medesimo dipartimento, con alcuni insegnamenti. Benvenuto. Buonasera, grazie mille dell'invito prima di tutto. Con lei, professore, vorrei entrare nello specifico anche in un argomento un po' più tecnico rispetto ai colleghi che l'hanno preceduta, perché dicevamo che alla base delle intelligenze artificiali ci stanno i dati. Sempre di più è importantissima la gestione del dato per sviluppare queste tecnologie, e sentiamo parlare molto spesso di algoritmi. Ecco, per uno dei tuoi lavori è una parola un po' strana, certo, magari associata ai social. A volte sentiamo che Facebook ha cambiato l'algoritmo. Cerchiamo di entrare un po' verticalmente su questi temi e di spiegare di cosa si tratta. Certo, grazie. Allora, un algoritmo, detto in maniera molto semplice, come la cerchiamo di spiegare ai nostri studenti, diciamo al primo anno, è sostanzialmente una struttura di regole che prende in input un dato e lo processa per ottenere un'uscita, un output, possibilmente desiderata appunto dall'utente. Quindi per esempio l'algoritmo di Facebook prende in input le preferenze di un utente e quello che dà in output è dei suggerimenti all'utente, che siano di marketing, di altri post e quant'altro, ed è un po' una struttura algoritmo costante nell'ambito dell'informatica, perché poi abbiamo gli algoritmi che per esempio possono controllare un robot, prendono in input quelli che sono i sensori di un robot, quindi non lo so, la telecamera per esempio, che gli permette di vedere l'ambiente, e dopodiché l'output è il movimento del robot, per esempio in un ambito di automazione industriale o un robot mobile, dei robot umanoidi, quelli della fantascienza, insomma. Anche nell'ambito dell'intelligenza generativa applicata al linguaggio, facciamo un nome su tutti perché è un po' il più diffuso, ChatGPT, cioè anche questa tecnologia funziona con degli algoritmi. Assolutamente, lì l'input è banalmente, nel caso di ChatGPT, il prompt dell'utente, quindi l'utente fa una domanda a ChatGPT e dopodiché il ChatGPT dà un output che è la risposta all'utente, e dalla domanda alla risposta c'è il sistema di intelligenza, di ragionamento automatico di ChatGPT. Diciamo che spesso l'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, viene vista come una sorta di scatola magica, no? Nel senso che appunto questo algoritmo fa delle magie e risponde a tutte le nostre domande.
Ci sono ovviamente degli aspetti tecnici da considerare e anche degli aspetti di sostenibilità, di accettabilità di questo tipo di algoritmi, perché per esempio capita spesso, e questo gli studenti del liceo ma anche dell'università lo sanno bene, che a domanda non sempre corrisponde alla risposta giusta, perché alla fine quello che fanno gli algoritmi di intelligenza artificiale, le cosiddette reti neurali o anche appunto ChatGPT, è analizzare l'input dell'utente, processarlo con delle regole in maniera statistica, quindi probabilistica, fanno delle associazioni in base a quella che è la conoscenza presente su internet e quant'altro, e di conseguenza dopodiché viene data una risposta, ma appunto si fa, è come quando noi facciamo una ricerca su Google, certo. Spesso non troviamo esattamente la risposta alla nostra domanda. Ecco, diciamo che ChatGPT fa una ricerca un po' più efficiente, è pensato per fare quello, ma può sbagliare. Assolutamente sì. Veniamo un po' anche ai suoi insegnamenti, in particolare si occupa di Explainable AI, quindi è una materia particolarmente tecnica. Spieghiamo di cosa si tratta, quali sono le finalità di questo corso, perché sono strettamente legate un po' a quello che abbiamo anticipato in premessa. Certo. Allora, Explainable AI, il nome più o meno dice tutto, al di là della traduzione da inglese a italiano, è sostanzialmente cercare di spiegare che cosa fanno gli algoritmi di intelligenza artificiale. Banalmente, ChatGPT, gli faccio una domanda, lui mi dà una risposta, è giusta, è sbagliata, chi lo sa? E se è sbagliata, perché è sbagliata? Che ragionamento ha portato ChatGPT a sbagliare? No? Normalmente quando si interroga uno studente all'orale, gli si fa una domanda e se sbaglia si cerca di portarlo ad un ragionamento, si instaura un'interlocuzione con lo studente per cercare di appunto arrivare poi alla risposta corretta o capire le cause del suo errore. Come si fa questa cosa con gli algoritmi di intelligenza artificiale? ChatGPT è un esempio, ma questa roba in realtà si applica a svariati ambiti della vita quotidiana, della vita lavorativa di ognuno di noi, dove l'intelligenza artificiale ormai è permeante. Per esempio l'ambito industriale, si sente parlare spesso di automazione, di industria 4.0, ormai siamo arrivati alla 5.0 e certo, forse aumenteremo ancora, però di base l'idea è automatizzare i processi industriali. Il problema, questo viene fatto con degli algoritmi di robotica e di intelligenza artificiale sofisticati. Il problema è quando questi algoritmi non funzionano, perché le macchine non sono infallibili, banalmente perché sono progettate dall'uomo. Allora l'Explainable AI si pone l'obiettivo di cercare di capire, di interpretare il funzionamento degli algoritmi di intelligenza artificiale, quindi dell'intelligenza delle macchine, e cercare di fornire delle spiegazioni all'essere umano. Spesso una delle critiche o paure legate all'intelligenza artificiale è sostituire all'uomo. Sì. In realtà l'idea non è tanto sostituire l'uomo, se non in ambiti molto settoriali e specifici. L'idea è aiutare l'uomo, migliorare la sua produttività, migliorare la sua qualità della vita in generale. E questo non lo dico io come ricercatore di informatica, lo dicono anche gli alti enti regolatori. Basti pensare all'Unione Europea, certo, che sta redigendo l'AI Act, questo regolamento primo nel suo genere a livello mondiale, che speriamo sia pilota, per appunto regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e regolare proprio il tipo di algoritmi di intelligenza artificiale che si possono sviluppare quando si parla di applicazioni ad alto rischio o comunque dove il ruolo dell'umano è centrale, dalla medicina appunto all'industria e quant'altro. E sostanzialmente nel regolamento, nelle linee guida, adesso sta venendo attuato, ma è già prescritto di sviluppare algoritmi che siano, si dice, interpretabili, cioè sostanzialmente è un sinonimo per explainable. E un esempio classico, andando un po' più nel pratico, nel dettaglio di quello che mi occupo io, quindi
Explainable AI applicata in particolare alla robotica, se pensiamo ai robot per la domotica, quindi dei robot di assistenza per gli anziani o anche sistemi robotici nell'ambito medico per l'assistenza ai malati, questi robot a un certo punto devono comunicare col paziente, quindi devono essere in grado di percepire l'input, il bisogno del paziente, ma anche di spiegargli che cosa stanno facendo per rassicurarlo e quant'altro. E come si fa questo? Come dobbiamo immaginare come ragioniamo noi esseri umani. Noi esseri umani ragioniamo sostanzialmente per associazioni causali. Usiamo il ragionamento logico, o almeno dovremmo usare il ragionamento teoricamente logico. Sì. Esatto. E quindi ragioniamo per causa-effetto, quindi precondizione e conseguenza. Se io faccio questo, allora può succedere quest'altro. Ecco, questo tipo di analisi si chiama analisi causale, può essere fatta dati alla mano, quindi numeri alla mano, con processi matematici più o meno complessi, può essere fatta con l'utilizzo proprio di logica, quindi precondizioni e postcondizioni da un punto di vista logico. E quello di cui mi occupo io e che cerco di insegnare ai miei studenti è come sviluppare dei modelli logici e dei modelli causali di comportamento dei robot. Quindi io osservo per esempio che il mio sistema robotico nell'azienda va da un processo di produzione all'altro e fa delle cose nel mezzo, cercare di spiegare il comportamento del robot in base ai suoi sensori e ai suoi attuatori da un punto di vista di regole logiche e relazioni causali, perché poi alla fine è il modo in cui l'operatore umano ma anche il cliente finale capisce meglio, quindi, e quindi può potenzialmente interagire. E qui veniamo al discorso di non sostituire ma aiutare e supportare l'essere umano. Quindi l'idea è che una volta che l'umano ha la capacità di capire quello che il robot sta facendo, può magari intervenire e dargli dei suggerimenti su come migliorare. Quindi c'è un approccio di studente e insegnante sostanzialmente. Sull'Intelligent Act che ricordava il professore c'è un sito internet anche ufficiale, lo vediamo qui, che è appunto redatto in inglese ovviamente perché tratta temi ufficiali legati all'Unione Europea. Qui potete trovare tutte le informazioni che riguardano questo provvedimento importantissimo che apre a scenari, lo dicevamo, significativi di sviluppo, di ricerca e di applicazione che evidentemente avranno un impatto molto molto forte in maniera trasversale in vari ambiti. Professore, davvero potremmo stare qui tutta sera, nel senso che è un argomento affascinante da una parte e dall'altra che richiede anche comprensione, approfondimento. Quello che abbiamo capito è evidentemente che sempre di più bisognerà performare anche questi algoritmi affinché siano di affiancamento, che abbiano una gestione corretta del dato e soprattutto di non essere spaventati, perché ci sono delle opportunità legate a questo sviluppo e questo va comunicato anche a un pubblico un po' più generalista come il nostro. È fondamentale la formazione, noi in parte come Dipartimento di Informatica cerchiamo di farla sia nelle scuole, ai ragazzi ma anche al personale, svolgiamo eventi di divulgazione pubblica, penso per esempio all'evento che in ogni primavera svolgiamo a Garda AI, che ormai è un evento giunto credo alla 6ª edizione, insomma con partecipazioni anche da altri atenei nazionali, con partecipazioni da scuole diciamo di tutta l'area veneta. Molto importante questo aspetto, assolutamente. Professore, il tempo a nostra disposizione è terminato. La ringraziamo per essere stato con noi, per aver chiuso questo trittico, dicevamo, dedicato anche al Dipartimento di Informatica di Verona, con i professori che l'hanno preceduta, dal direttore Farinelli al collega Castellini e appunto Daniele Meli, che ci ha fatto capire l'importanza anche della gestione dei dati, dicevamo, e degli algoritmi che saranno sempre più familiari anche nel linguaggio comune di tutti i giorni. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille, è stato un piacere. Noi ci vediamo tra poco. Verona Eventi. Programma il weekend con i tuoi eventi preferiti tra concerti, mostre, fiere, convegni e attività sportive. Ogni mercoledì alle ore 13 via email. Su Verona Eventi tutto è a portata di click. Ricevilo gratis. Verona Eventi, il calendario veronese di oggi, domani e il weekend. Bentornati in studio. In questa puntata dedicata alle intelligenze artificiali non potevamo non citare un caso che nei mesi scorsi ci è piaciuto, lo abbiamo riportato anche sul nostro sito veronaeconomia.it, ma soprattutto ha avuto un'eco internazionale, nazionale, finita insomma addirittura sull'ANSA per quanto riguarda i confini nazionali.
il nome è chiama.ai. Diamo il benvenuto a Paolo De Giglio, che è uno dei soci ed è anche diciamo titolare della società software che ha sviluppato il sistema. Benvenuto. Piacere, grazie a tutti. Diamo uno sguardo al riferimento allora che ho anticipato in premessa, l'articolo che è uscito sul portale veronaeconomia.it. Qui vediamo Paolo Artelio sulla destra, che è il presidente di FIPE Confcommercio Verona, che stringe la mano ad Alessio Masotto, socio appunto di Paolo De Giglio. E nell'occasione, insomma, era stata presentata una sperimentazione in provincia di Verona di Chiama AI all'interno di un ristorante e è andata bene come sperimentazione. Parliamo di questo caso concreto, perché a volte l'intelligenza artificiale spaventa, ma nel caso specifico ha dato una grande mano al ristoratore in questione. Sì, posso testimoniarlo. Il progetto di Chiama.ai nasce in un modo molto semplice e diretto, quello di togliere lo sgravo delle conversazioni telefoniche ai piccoli pubblici esercizi. E l'idea iniziale è stata quella di partire con la ristorazione, il settore che secondo noi più di tutti necessitava di questo tipo di ottimizzazione. Del resto tutti abbiamo vissuto l'esperienza e viviamo sempre l'esperienza di chiamare il ristorante per prenotare un tavolo o per un ordine o quant'altro, e da lì siamo partiti con l'attività, appunto, con alcune attività selezionate iniziali che ci hanno fatto da tester e da prova campione, e con forte successo siamo andati a presentare il progetto nelle due fiere di Riva e di Rimini, fiere di settore appunto, dove abbiamo raccontato il progetto, abbiamo raccolto molto interesse, e di per sé il sistema per la ristorazione si occupa di svolgere tutte le necessità telefoniche che un ristorante potrebbe aver bisogno, quindi la prenotazione, la risoluzione di domande frequenti, la possibilità di avere un inoltro qualora il sistema non fosse in grado di risolvere la specifica richiesta, il tutto andando comunque a tenere monitorato la parte di occupazione tavoli per favorire una buona gestione alle attività che ne hanno sempre di più di bisogno, ecco. Con dei punti di forza non secondari, la disponibilità H24 Sì. e non solo. Allora, diciamo che la filastrocca è abbastanza facile ed è H24 7/7 multilingua completo. Ovviamente sono superpoteri impliciti di sistemi automatici, ancora di più di Chiama.ai, che appunto, essendo un centralino in cloud multilinea completo, il sistema non dà mai occupato e quindi dà sempre una risposta ai consumatori, e questo è uno dei punti di forza, insieme al fatto che ovviamente, essendo un'intelligenza artificiale, conosce tutte le lingue, diciamo, che il sistema potrebbe conoscere, e così facendo ogni consumatore, sulla base del prefisso, avrà l'esperienza telefonica più compatibile e più corretta. C'è un sito internet di riferimento, chiama.ai, lo vediamo, dove ovviamente si possono conoscere e sperimentare anche le varie opzioni. Una idea nata appunto qualche tempo fa, che nel frattempo, rispetto a quella sperimentazione, dicevamo, provata in un ristorante della provincia, ha fatto passi da gigante e è cresciuta ed è pronta anche ad esplorare, no, altri ambiti. De Giglio. Sì, posso confermare. Del resto, dalle prime sperimentazioni, dal primo articolo, siamo diventati, innanzitutto, che dimenticavo, partner ufficiali e startup selezionate dal mondo e dall'ecosistema di Microsoft. Che è interessante, ovviamente. Abbastanza, non abbiamo detto un'azienda a caso. Sì. E poi molto interessante il fatto che oggi ci stiamo espandendo sia per confini regionali, abbiamo molte attività che sono dislocate sulla penisola, del resto la necessità è comune a tutti qui in Italia. E poi ci stiamo anche espandendo dal punto di vista internazionale. Abbiamo già una società distributrice che si occuperà di tutta la parte DACH per quanto riguarda la nicchia dell'hotellerie, e infatti qui anticipo, i settori che stiamo iniziando ad affrontare in maniera sempre più costante e importante sono l'hotellerie, che è perfettamente compatibile per quanto riguarda la parte del multilingua, e poi anche tutti i vari pubblici esercizi dove esistono necessità di prenotazioni. Infatti, con gli ultimi aggiornamenti abbiamo inserito la possibilità di creare modelli di prenotazione completamente autonomi nelle mani dei titolari, che per l'appunto
riescono a creare un intero sistema di prenotazioni in autonomia che funzioni su tutti i canali, perché funziona sia dal punto di vista del web che dal punto di vista telefonico. E tra l'altro è riduttivo chiamarlo chatbot, no? Questo sistema, perché ne abbiamo viste tante di chat che rispondono in maniera automatica. Stiamo parlando di una cosa completamente diversa, o perlomeno molto più elaborata. Diciamo che l'analogia che mi piace fare nel raccontare la differenza tra chiama.io e un chatbot è che un chatbot per forza di cose si ferma solo alla parte del cervello. Quindi da un testo abbiamo un altro testo. Invece chiama.io, ovviamente, avendo la necessità di ascoltare e comunicare, ha anche la parte di orecchie e la parte di bocca. Ovviamente da un punto di vista finto, digitale, certo, informatico, però deve essere in grado di rispettare anche tempi di risposta validi e interessanti per evitare che qualcuno metta giù appunto dal punto di vista telefonico. C'è una rielaborazione chiaramente del contenuto, in questo caso vocale, in una parte di testo, e poi a sua volta una rielaborazione per dare l'output sempre vocale. Esattamente. Quindi è davvero un complesso come sistema. Noi lo stiamo forse banalizzando, io lo sto banalizzando perché è semplice, immediato, intuitivo. Tra l'altro si possono fare magari anche delle prove direttamente dal sito, però effettivamente ciò che sta dietro è effettivamente una pianificazione, una programmazione molto complessa, e che rappresenta ovviamente anche il vostro lavoro, il vostro punto di forza. Diciamo no? che è esattamente il nostro lavoro, quindi in linea di massima è quello che facciamo tutti i giorni. A quali ambiti si potrebbe estendere? Prima dicevamo l'hotelleria eccetera, ma sappiamo insomma che anche per esempio nell'ambito sportivo, Sì, centri altri... sportivi, centri medici, privati e non, ma anche dal punto di vista del call center stiamo lavorando con diversi, adesso non vorrei anticipare qualcosa Certo, che no, succederà certo, a breve, certo. però ci stiamo avvicinando a diverse municipalizzate che appunto lo utilizzeranno come servizio di supporto tecnico per andare a sopperire quella mancanza che spesso accade negli uffici, dove non è sempre detto che ci sia qualcuno pronto a rispondere, o anche banalmente nel fuori orario. Davvero ci ha sorpreso la capacità di questa chiama AI, di questa tecnologia, di adattarsi a più settori, a più ambiti, e se pensiamo solo anche agli uffici pubblici, ai comuni che non hanno a volte personale, no, a disposizione, negli uffici tecnici, negli uffici ci sono, diciamo, delle intelligenze che fanno al caso loro, quindi un potenziale enorme sul quale state lavorando. E davvero complimenti, è una soluzione molto interessante. Abbiamo voluto riprenderla all'interno di questo contenitore perché ci è parso fin da subito che avesse tanti punti di forza. Complimenti. Spendiamo anche una parola su Colibrix, che è la società, insomma, software house che sta alla base di Chiama AI e che ha ovviamente pensato alla parte di sviluppo. Sì, esattamente. Chiama.ai nasce dall'unione dell'animo creativo di Amo 1999, che è l'altra società parte di Chiama.ai, di Colibrix, che invece è la parte più pragmatica e di prodotto. Io ovviamente faccio parte della parte più pragmatica e sono un uomo di numeri, ecco, e mi occupo di tutta la parte di sviluppo. Il suo socio invece porta la componente più creativa e esattamente, più legata all'esperienze di marketing certo. E quant'altro. Davvero ringraziamo Paolo De Giglio per questa preziosa testimonianza e sicuramente sentiremo parlare di voi in futuro moltissimo. Grazie. E ci auguriamo insomma che la vostra tecnologia abbia successo, ma siete partiti molto bene. Grazie mille. Noi lasciamo spazio a un po' di pubblicità e torniamo tra poco con altri ospiti. Verona Economia, il settimanale politico, economico e finanziario. Sfoglialo sul tuo device preferito. Leggi, clicca, ascolta, è interattivo e multimediale. Ogni sabato alle 8:30 via mail o WhatsApp. Ricevilo anche tu, è gratis. Verona Economia, raccontiamo Verona che vuole crescere. Siamo di nuovo qui in studio per parlare di intelligenza artificiale. Lo facciamo con l'ospite che tra poco vi presenterò sotto un punto di vista diverso fino a quelli trattati ad oggi, in questo momento, con gli altri ospiti che ci hanno preceduto. Affronteremo il tema da un punto di vista sociologico, relazionale, visto che Nicolò Cappelletti, a cui do il benvenuto, è un docente dello IUSB, vice responsabile dell'area comunicazione. Sta seguendo tra l'altro un dottorato in sociologia della comunicazione. Benvenuto. Grazie, buonasera e soprattutto grazie per l'invito.
Abbiamo ripetuto anche con gli ospiti che si sono alternati qui in precedenza questo aspetto importante che riguarda l'intelligenza artificiale, ovvero una diffusione molto rapida, così come è rapido anche diciamo il periodo di adattamento rispetto a quando uscì internet o i social network. L'intelligenza artificiale adesso la usano un po' tutti e insomma la useranno in tantissimi da qui a poco tempo. Come mai secondo lei? Ha detto bene, il tema dell'intelligenza artificiale, al di là degli aspetti tecnici che sicuramente sono complessi, interconnessi, solleva alcune questioni importanti proprio perché viene definita essere easy and fast, semplice, veloce, a costo, se mi posso permettere, insomma proviamo a generalizzare, a costo zero negli smartphone, e soprattutto arriva in un periodo storico in cui l'utente medio ha avuto questi 30 anni dalla nascita del web per comprendere un po' le logiche digitali. Il fatto che la stessa grande società di cui non faremo il nome, ma abbiamo capito, insomma, ha lanciato il primo grande modello di intelligenza artificiale, lo ha fatto nella modalità in cui l'ha fatto, cioè in pieno stampo conversazionale, in stile chat, ha favorito da un lato il fatto che l'utente medio abbia ripescato delle competenze che già aveva, l'utilizzo classico, quotidiano che facciamo tutti di WhatsApp, e ha permesso da lì di offrire un punto di partenza in cui l'utente si sentiva un pochino più a casa. Se pensiamo al tempo medio, che c'è stato, alcune ricerche ce lo dicono e sono molto interessanti, il tempo medio che ci è servito per superare il 50% di adozione rispetto ad alcuni servizi è impressionante. Il World Wide Web ci ha messo quasi 20 anni, cioè 20 sono gli anni che sono serviti per arrivare a far sì che metà della popolazione usasse il www. Sono diventati 7 per il mobile, sono diventati 5 per le tecnologie voice. Non abbiamo dato sulle AI, ma possiamo tranquillamente dire che saranno poco. Sarà inferiore ai 5 anni, sì, di sarà sicuro. Un paio d'anni. E questo tema deve portarci a fare delle riflessioni anche sociologiche, perché non dimentichiamoci che le relazioni fra persone poi vengono spesso utilizzate come modus per la relazione che abbiamo con la tecnologia. E oggi è quotidiana la relazione che abbiamo con la tecnologia, da mattina a sera. Proviamo a riflettere, quello è un po' la nostra condizione umana. Il tema un po' della velocità che crea da una parte fascino perché possiamo ottenere risultati in poco tempo, ma anche un po' di paura perché eravamo abituati anche nell'editoria per esempio all'approfondimento. Adesso sembra tutto scorrere sotto i nostri piedi in maniera molto molto rapida, così come le relazioni che vengono instaurate tra le persone. Pensiamo alle email che mandiamo, ai messaggi WhatsApp, se uno non risponde nel giro di qualche secondo ci preoccupiamo. Insomma, pro e contro di un mondo che sta veramente cambiando alla velocità della luce. Scusate il gioco di parole, ma è vero. La faccio semplice. Io dico sempre, il mondo digitale si spiega per 3 elementi molto base: spazio, tempo, velocità. Cioè ha ridotto lo spazio, di conseguenza lo ha annullato, lo abbiamo visto insomma nei periodi anche degli anni precedenti, insomma la tecnologia ci ha aiutato a restare connessi, ha annullato lo spazio, di conseguenza è aumentata la velocità con la quale io raggiungo un punto da A a B, e quindi il tempo è chiaramente un tempo in cui accadono le cose molto molto rapido. Questo tempo impatta sull'utente, sull'essere umano, su diversi punti. Da un lato sono costretto per certi versi a essere in perenne condizione di modifica delle competenze, cioè mi è richiesto per certi versi uno sforzo, un aggiornamento continuo, perché è un aggiornamento continuo, ma non più a livello professionale, a livello umano. È successo per i social media hanno agito su un tema molto forte. Se andiamo a guardare la struttura un pochino più sociologica, hanno lavorato sulla dimensione relazionale, cioè in una prima fase Facebook ci diceva: vieni da me che ti metto in contatto con le persone. Oggi forse è quel contatto che alcuni di noi vanno ad evitare proprio, no? Perché siamo arrivati a una fase di diffusione dei social che ci portano invece a ricercare forse un contatto più umano, una relazione più veritiera, più autentica. Questo tempo, spazio e velocità ha portato a 3 elementi di riscontro, che sono il tutto, il subito e giusto appunto il riscontro. Cioè tutto accade velocemente, quindi in un tempo che è condizionato oggi dall'istantaneità. Assolutamente. Pensiamo alle stories di Instagram, durano 24 ore e poi terminano. Pensiamo agli snap di Snapchat negli anni scorsi che hanno favorito l'arrivo di questa tecnologia in cui tutto è diventato a consumo con un tempo predeterminato. E poi il tema del riscontro.
con WhatsApp facevi l'esempio, non solo invio il messaggio, non solo so che è arrivato, so che è stato ricevuto, so che è stato letto e se per caso la spunta blu non porta un feedback da parte dell'utente, io vado in uno stato di ansia. Ecco, questo è il grande tema oggi dell'intelligenza artificiale. In 2 anni ha cambiato radicalmente non solo la parte professionale di impresa, di brand, sulla quale, ma proprio il rapporto che noi abbiamo oggi nella quotidianità con questi strumenti. Facevo diversi esempi in altri contesti dove io, voglio dire, posso ad oggi a costo, ripeto, veramente molto basso, poi ne parliamo su questo costo basso perché dietro qualcuno comunque sta pagando, inquadrare, voglio dire, il mio frigorifero e chiedere di fare una ricetta con i prodotti che ci sono in foto. E vi assicuro, questa ricetta vi arriva descritta passo a passo. Se voi dite addirittura sono un cuoco novello, arriva effettivamente una ricetta facile. Per cui, voglio dire, entra nelle nostre vite, da lì tante le riflessioni. È una comunicazione mediata da uno strumento, è precostituita da qualcuno, è ripetibile, per cui in tema sociologico dobbiamo sempre più interrogarci a partire da quella che sarà l'esperienza di legame con uno strumento, una AI generativa che dubito negli anni andrà a terminare, anzi no, sarà sempre più un'implementazione di features e caratteristiche. Infatti è difficile anche fare previsioni ad oggi perché da una parte dicevamo la velocità è talmente elevata che capire cosa potrà essere, come potrà essere lo scenario da qui a un anno è difficile. E quindi insomma si naviga un po' a vista, anche se sicuramente dicevamo l'impatto di queste tecnologie sarà veramente forte e ci piace comunque vedere anche, sempre il bicchiere un po' mezzo pieno, vedere anche queste novità come delle opportunità. Poi l'utilizzo, come in tutte le cose, può essere distorto, ma ci piace, almeno anche in ambito universitario. Immagino lei insegna allo IUSVE, anche nel rapporto con gli studenti in qualche modo si cerca di far capire loro che ci sono degli strumenti, immagino, performanti e che possono essere di affiancamento più che di sostituzione, no? Il tema è nodale perché lo studente oggi in formazione ha la necessità di conoscere l'intelligenza artificiale, di conoscerne il funzionamento. Ahimè, lo dico spesso, gioco per la squadra che va contro il proibizionismo, anzi sono uno tra coloro che anche in università, nel nostro istituto universitario, cerca di portare all'interno dell'aula l'obbligo quasi di utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo la consapevolezza che per loro sarà uno strumento che si affiancherà al loro quotidiano. Ecco, per cui qui nascono paure, nascono timori, nascono preoccupazioni, perché impatterà sul loro essere lavoratori, sul loro essere persone. È chiaro però che il layer, no, lo strato, il punto di vista, la prospettiva dalla quale dobbiamo iniziare a guardare l'intelligenza artificiale è quella di uno strumento che può essere in grado di migliorare e potenziare per certi versi la nostra condizione. La tecnologia non è né buona né cattiva, lo abbiamo detto, è l'uso che poi ne va fatto, perché con l'intelligenza artificiale è indubbio che possiamo veramente procurare degli allarmi e mettere in campo delle azioni dirompenti, anche non proprio etiche. Dal punto di vista accademico, noi abbiamo in questi giorni, tra l'altro, stiamo lanciando dei nuovi corsi, sia dal punto di vista del baccalaureato, quindi laurea triennale, e le licenze, quindi i 2 anni di laurea magistrale. All'interno dei nuovi curricoli abbiamo inserito proprio delle discipline interamente dedicate al mondo dell'AI, per la comunicazione, per il marketing e anche per la creatività. So che alcuni storgono un po' il naso quando parliamo di intelligenza artificiale affiancata a un tema quasi di creatività, però è vero che può essere uno strumento che va non tanto a sostituirci, ma ad agevolarci dei compiti, no? Ecco, da questo punto di vista le sperimentazioni che stiamo facendo sono proprio quelle di mettere il ragazzo nella condizione di comprendere quali sono le potenzialità, ma iniziare a approcciarsi con quella che è la prospettiva funzionale, no? Cioè, quindi mi può aiutare ad esempio nelle fasi di analisi del dato. Se sto facendo una ricerca di marketing, può aiutarmi alla generazione di contenuti che possono andare a crearmi le personas di base, può effettivamente darmi dei suggerimenti rispetto a dei testi che ho prodotto sulla forma, su magari competenze o contenuti che non ho inserito perché in quel momento effettivamente non. Quindi la difficoltà è proprio questa, cioè far capire che deve essere una
affiancamento e non una sostituzione, però poi ecco, perché il rischio poi, insomma, in età scolare, lo sappiamo, è molto elevato di sostituzione, chiaramente, un po' per risparmiare tempo per fare dell'altro, però davvero, insomma, sono tecnologie che possono, come diceva Cappelletti, aiutare. Potremmo stare qui veramente tutta sera, professore, ma il tempo sta per scadere. Insomma, la ringraziamo anche per questa analisi appunto sociologica, di relazione, che non deve preoccupare chiaramente, però deve aprirci gli occhi nei confronti di un mondo che sta cambiando, direi di sì, rapidamente. Di lasciare gli scenari di Black Mirror alla parte di produzione cinematografica. Noi dobbiamo approcciarci con la naturalezza con la quale negli ultimi 30 anni la tecnologia passo passo è diventata parte del quotidiano. Ci vorrà tempo, ci vorranno competenze nuove, ci vorrà anche la capacità di riflessione rispetto a come questo rapporto evolverà, però ecco, assolutamente in una prospettiva che non deve essere apocalittica, ecco, se mi posso permettere questa chiusura. Ringraziamo allora Nicolò Cappelletti, docente universitario, vice responsabile dell'area comunicazione IUSVE e prossimo a un dottorato in sociologia dei mezzi di comunicazione, dei media digitali, ecco, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi ancora per l'invito e una buona serata. E noi ci vediamo tra poco. Veronesi Protagonisti, la prestigiosa rivista dedicata a persone, istituzioni e aziende che fanno grande Verona. 40 nomi per 40 storie di coraggio, passione, creatività e successo. Ogni anno a dicembre in 6.000 copie stampate in digitale. Veronesi Protagonisti, www.veronanetwork.it. In questa puntata di Focus Verona Economia parliamo anche di formazione legata al tema dell'intelligenza artificiale. Anche la scuola, il mondo della scuola non è esente da una grande rivoluzione che stiamo vivendo in maniera quotidiana. Per capire di più come si stanno approcciando docenti, formatori a queste nuove tecnologie, diamo il benvenuto, anzi il bentornato a dire la verità, a Luca Chiavegato, direttore tecnico dell'Istituto Salesiano San Zeno. Benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora professore, dicevamo, la scuola non è esente da confrontarsi con queste nuove tecnologie che hanno un impatto, l'abbiamo ricordato anche con gli ospiti che ci hanno preceduto, molto forte nella nostra società, nella nostra quotidianità e ovviamente studenti, studentesse, docenti, insomma non possono fare a meno di entrare nel vivo di questa grande rivoluzione e voi state cercando anche di capire come fare, perché non è semplice. No, esatto. Allora noi da sempre abbiamo cercato di fare in modo che le tecnologie entrassero in classe e quindi dal braccio robotico ai sistemi di stampa sono un nostro must e sono tecnologie che entrano in classe nella quotidianità. L'intelligenza artificiale per noi è stato un percorso iniziato già nel 2023, quando all'inizio sono iniziate ad apparire sul mercato le prime tecnologie e nel caso specifico quando Adobe ha rilasciato il loro LLM, quindi il loro modello di linguaggio Firefly. Ovviamente noi utilizzando i loro strumenti ci siamo subito interrogati su quale poteva essere l'impatto di quella tecnologia all'interno del mondo lavorativo e quindi ci siamo chiesti quali competenze da lì a breve non sarebbero state più fondamentali ma dovevano essere sostituite dall'apprendimento della tecnologia appunto legata all'AI. E da lì in maniera diciamo così autonoma ci siamo addestrati dall'interno e poi questo è diventato un progetto che in realtà coinvolge tutti i nostri centri a livello nazionale e che ha portato anche a intraprendere dei percorsi sia formativi con i docenti che anche a fare in modo che i nostri studenti possano in maniera del tutto aperta sperimentare e utilizzare le tecnologie. E questo porterà nell'arco del 2024-2025 a dotarci di tecnologie stabili che ci permettano all'interno della classe di utilizzare l'AI in modo completo e congruo alle attività didattiche. Qui vediamo anche il vostro sito internet sempre molto aggiornato, colorato e con tutte le offerte informative. Se volete appunto conoscere nel dettaglio istitutosalesianosanzeno.it dove ci sono chiaramente anche riferimenti al metodo educativo,
con i principi valoriali che stanno alla base di questo istituto, di cui Verona insomma va orgogliosa, perché ha formato tantissimi professionisti nel corso di questi decenni. E dicevamo, professore, chiaramente c'è un po' di diffidenza, alcuni hanno paura anche di queste tecnologie, non da meno anche personale docente che è abituato a insegnare con un metodo ormai consolidato si trova così scombinate le carte in tavola, quindi lo sforzo non è soltanto nei confronti degli studenti ma anche nei confronti dei docenti per cercare di trovare un metodo che possa essere performante, no? E utile soprattutto ai ragazzi. Sì, certo. Allora, proprio oggi mi confrontavo durante la pausa pranzo con una collega che, diciamo così, si interrogava con me su quello che per esempio poteva trasformarsi come ruolo di docenti di matematica, per esempio. Caspita. Tutti noi ci siamo chiesti se la matematica nella nostra vita ci sarebbe mai servita, e a maggior ragione oggi, dove degli strumenti a partire da un'immagine riescono non solo a risolvere un problema, un'equazione, ma anche, ed è la cosa più interessante dal punto di vista, a illustrare i passaggi necessari affinché tu possa capire come ha risolto quell'equazione. Però i nostri docenti sono dimostrati da subito aperti. Quest'estate abbiamo fatto diverse iniziative di formazione che hanno fatto in modo che i docenti potessero capire l'uso degli strumenti, ma anche le metodologie più adatte per applicarle durante la lezione. E questo percorso appunto continuerà con altri 10-11 incontri durante l'arco dell'anno, focalizzati su strumenti specifici. Ovviamente è una sfida grande, però ci siamo posti questa domanda: vale la pena di nasconderla o vale la pena di abbracciarla? Perché ovviamente i nostri studenti la utilizzavano comunque e abbiamo preferito fare in modo che fossimo noi i primi attori, in modo tale che gli studenti si sentissero comunque accompagnati, perché la differenza è un po' questa: non si tratta di imparare ad utilizzare uno strumento, ma si tratta di avere le competenze culturali necessarie a fare in modo che tu possa pilotare quello strumento, perché non lo stai utilizzando, ma li stai insegnando, dicendo dei contesti, delle indicazioni che ti danno l'opportunità di andare ad ottenere una risposta. Innanzitutto devi sapere qual è il contesto, devi essere in grado di dare dei riferimenti di questo contesto e dopo devi essere in grado anche di valutare se la risposta che ti viene generata è o meno conforme a quello che ti interessava. La base culturale è enorme. Anche sotto l'aspetto valutativo probabilmente si ragionerà su questi temi, sulla capacità di uno studente e di una studentessa di generare quelle informazioni che portano il risultato. Già lì, come diceva, appunto c'è un ragionamento alla base, una conoscenza di un contesto, insomma, e anche lì potrebbe avvenire una valutazione. Esatto. Per esempio, all'interno dei nostri laboratori dell'area grafica, un collega già un annetto fa quasi, durante le sue attività di graphic design, aveva stimolato gli studenti a realizzare una locandina informativa sui pericoli del fumo. Normalmente la procedura vuole che venga realizzata un'immagine oppure venga cercata attraverso una banca dati e utilizzata. In quel caso il collega invece li ha stimolati a creare un testo di descrizione e ha valutato se il testo di descrizione ha poi ottenuto come risposta un prodotto che fosse in linea con quanto richiesto all'interno del brief. E quella è una competenza molto interessante, perché si è notato chi ovviamente si è limitato a dare un contesto molto basico, qui invece è stato così bravo da descrivere a tal punto da generare effettivamente un'immagine di impatto che aveva delle sue proprietà comunicative specifiche. Quindi non è del tutto vero che l'intelligenza artificiale appiana le competenze o comunque anche la creatività, ma anzi in alcuni casi, come quello appena citato, stimola a performare, a creare dei giusti prompt, in inglese insomma il termine tecnico è un po' questo, per arrivare a dei risultati di qualità. Sì, ovviamente anche chi propone la tecnologia deve utilizzare questo tipo di approccio, quindi non limitare gli studenti a, diciamo, limitarsi, ma aiutarli invece a fare in modo che
tutta la loro base culturale confluisca in quelle 5 o 6 righe necessarie per generare il contenuto che serve. Ovviamente in alcuni casi è un aiuto anche per ridurre le energie sprecate in task molto basilari e invece sfruttarle in task più, diciamo così, time consuming anche dal punto di vista di energie fisiche, e quindi andare a concentrarsi su cose più particolari. Però l'intervento umano è fondamentale e non è retorica, è proprio fondamentale, perché poi alla fine sono io che devo giudicare se quello che ho ottenuto è in linea o meno. E se non ho il contesto culturale, se non ho le basi culturali, se non ho anche l'esperienza alle spalle, non sono in grado di farlo. E quindi la macchina produrrà un risultato che per la macchina o per il modello di linguaggio è sempre corretto, fondamentalmente, certo, perché non ha nemmeno un riferimento di tipo culturale appunto alla base. Assolutamente, questi sono concetti che meriterebbero un approfondimento a parte, dovremmo restare qui professore tutta sera. La ringraziamo per invece essere intervenuto all'interno di questa puntata, per averci dato un riferimento che riguarda il mondo della scuola, che è fondamentale, perché stiamo parlando di giovani, di nuove generazioni che si confrontano con queste tecnologie che corrono molto rapidamente. E complimenti per quello che fate sempre. Ringraziamo quindi il professor Luca Chiavegato, noi lasciamo spazio a un piccolo spot pubblicitario e ci vediamo tra poco. Pantheon, lo storico e unico magazine gratuito di Verona. Attualità, cultura, eventi, curiosità, interviste e storie vere che rendono Verona protagonista. All'inizio di ogni mese, cerca la tua copia gratuita nei 1500 punti distribuzione di Verona e provincia. E se è andato a ruba, sfoglialo online su www.giornalepantheon.it. Bentornati in studio, parliamo questa sera di intelligenze artificiali, in generale di digitalizzazione. A Verona esiste una realtà che da molto tempo si occupa di questi temi, mi riferisco ad EduLife, che è un gruppo, in parte una società per azioni, dall'altra una fondazione. Diamo il benvenuto ad Antonio Faccioli, che è consigliere di EduLife SPA e anche direttore scientifico e coordinatore di tutte le attività formative della fondazione. Benvenuto. Grazie di avermi ospitato. Allora, ricordiamo un po' per chi ci sta seguendo da casa chi è EduLife. Nel frattempo, finché ci descrive un po' questa bella realtà, noi andiamo sul sito della fondazione e mostriamo qualche piccolo riferimento. Fondazione EduLife è un ente del terzo settore, fa parte del progetto EduLife. Noi ci piace più parlare di progetto che di gruppo, anche se dal punto di vista legale appunto siamo delle realtà giuridiche diverse. C'è una società per azione benefit, poi c'è una fondazione. In realtà abbiamo anche una consorella, sempre società per azioni in Cina. Fondazione EduLife, come vi dicevo, è un ente del terzo settore, da statuto è un ente di ricerca che si occupa di cittadinanza digitale, si occupa di orientamento al lavoro, pedagogia del lavoro e si occupa anche di metodologie didattiche. Lo fa coerentemente con tutto il suo percorso, strizzando l'occhio al digitale, quindi non siamo dei professionisti del digitale, ma sostanzialmente utilizziamo il digitale come strumento per 360 gradi andare nella società. Ed è inevitabile, insomma, che abbiate accolto anche con grande interesse questa grande rivoluzione delle intelligenze artificiali che insomma sta investendo un po' tutti i settori. Ma prima di arrivare lì ricordiamo che ci sono tutta una serie di progetti avviati. Qui vediamo la pagina dedicata, alcuni dei quali hanno avuto proprio anche una visibilità, una risonanza mediatica importante, da Playing Your Future a Futuro Lavoro, TAG, Territorio Attivo Giovani, Fab School, Life Education. Insomma, sono davvero tanti progetti che hanno in qualche modo coinvolto i ragazzi, ma non solo, della nostra città e non solo, e che state portando avanti con grande convinzione, tra l'altro anche con ITS Academy Last. Su questo poi ci colleghiamo, esatto, anche per l'intelligenza artificiale. Sono un sacco di progetti, sono progetti legati ai giovani.
la nostra consorella, la Benefit, si occupa degli adulti, noi come Fondazione DoLife ci occupiamo dei giovani. Come dicevo, sono tutti progetti per i giovani. Plan Your Future, che è stato il primo progetto in assoluto, è una piattaforma online di orientamento in entrata e in uscita. Li cito a caso, Futuro Lavoro e l'altro sono anch'essi percorsi di formazione proprio alla professionalizzazione. Un progetto di cui mi sto occupando io si chiama Future Lab Academy, è l'uso delle tecnologie digitali legate sempre al mondo del lavoro, in questo caso IT. E poi tutto quello che è il mondo di formazione professionale ITS Last, con il quale collaboriamo da anni e che ci ha dato fiducia proprio per sviluppare i percorsi professionali ITS del mondo IT. E l'anno scorso siamo partiti con un altro progetto che lì non c'è, che dovremmo aggiungere. Siamo partiti con un percorso IFTS assieme a ENAIP Veneto. E arriviamo un po' al tema che caratterizza anche la puntata di oggi. Stavamo parlando di intelligenza artificiale, la state implementando nei vostri corsi grazie anche alle collaborazioni con aziende che insomma vi permettono di ridurre anche la distanza che c'è tra mondo del lavoro e mondo della formazione. Allora, le aziende, come ben sai, sono fortemente centrate all'interno dei percorsi ITS e IFTS, perché gli studenti fanno quasi la metà del percorso in azienda e in stage, quindi sono percorsi altamente professionalizzanti. Noi lo facciamo con un approccio un po' particolare, nel senso che stiamo accompagnando dei futuri tecnici specializzati, ma lo facciamo in modo tale che abbiano anche uno sguardo sul domani, quindi non li prepariamo solo sulle tecnologie di oggi, ma cerchiamo anche di dargli una visione sostanzialmente. Le aziende sono fortemente collegate con i nostri percorsi e assieme alle aziende spesso costruiamo i moduli del corso. Quest'anno, proprio incontrando una delle aziende che era partner diciamo da anni, abbiamo chiacchierato proprio su tutta la dimensione dell'intelligenza artificiale e abbiamo introdotto nei due percorsi di System Administrator, quindi sistemistica che fa l'occhiolino a tutto il mondo cloud e all'altro che è sviluppatori web, abbiamo introdotto dei moduli di intelligenza artificiale nei secondi anni, chiaramente declinati in base ai due indirizzi, quindi uno più sulla parte sistemistica, quindi come si implementa un'infrastruttura di intelligenza artificiale generativa, e dall'altra parte invece il corso dei sviluppatori web, come è possibile utilizzare un'intelligenza artificiale generativa nelle applicazioni. Questo si sposa bene, lo facciamo con i secondi anni, questi moduli. Si sposa bene perché all'interno dei nostri percorsi facciamo dei project work, in modo particolare nel secondo anno, questi moduli verranno erogati al secondo anno, i ragazzi e le ragazze che frequentano i nostri corsi ricevono un bisogno aziendale, quindi non solo le aziende collaborano con noi nella costruzione del percorso, ma addirittura alcune di queste aziende vengono selezionate e partecipano all'interno di project work. I secondi anni ricevono dei bisogni aziendali da 5 aziende e sostanzialmente, lavorando sull'imprenditività dei ragazzi, costruiamo delle aziende simulate, delle cooperative simulate, poi ogni gruppo decide anche un po' la forma, proprio per abituarli al mondo del lavoro, e sostanzialmente ricevono dei bisogni aziendali. Quest'anno ci siamo detti, ma le applicazioni hardware, software che vengono sviluppate, i servizi che vengono ipotizzati dai nostri studenti, perché no introdurre anche l'intelligenza artificiale? Era già qualche anno che ce ne occupavamo, quest'anno entra direttamente. È un'evoluzione, perché in realtà nei nostri corsi già si faceva machine learning, ma non a livelli evoluti. Quest'anno abbiamo spinto sull'acceleratore, come si dice, proprio per
cercare di introdurre anche queste competenze per i nostri ragazzi. Assolutamente, anche perché non si può più evitare di in qualche modo imbattersi anche su queste tematiche, su questi approfondimenti, perché c'è un avanzamento prepotente, direi quasi, anche di questa tecnologia in vari settori, per cui è giusto che gli studenti vengano messi subito nelle condizioni di poterle approfondire. Tra l'altro siete molto attenti anche a tutto ciò che riguarda lo sviluppo anche di tecnologie open source. In particolare EduLife, lo vediamo, ha un osservatorio e un laboratorio proprio per l'open source che si chiama Olos, e c'è un sito dedicato, lo vediamo qui. È strettamente legato un po' anche a questi temi, perché l'obiettivo è quello di insegnare, di formare e di mettere a disposizione le tecnologie in maniera gratuita a chiunque. Sì, allora, piccola osservazione, ma certo, è corretta, nel senso che l'open source fa, come si dice, braccetto con la gratuità, ma non è un elemento fondamentale. Chiaramente l'open source ha tutta una sua dimensione che si sposa bene con quello che è la ricerca scientifica. Okay? Il modello open source fa il paio con quello che è la ricerca scientifica vera e propria, la ricerca scientifica di tipo universitario. Quindi alla base c'è la ricerca, c'è la cooperazione, c'è la collaborazione e quant'altro. 3 anni fa abbiamo deciso di aprire una nuova dimensione all'interno di Fondazione EduLife, che è proprio Olos, questo osservatorio laboratorio per l'open source, che ha diversi obiettivi, ma sono sostanzialmente gli obiettivi di Fondazione EduLife e del gruppo EduLife declinati sul digitale. Quindi c'è tutta una dimensione di collaborazione col mondo del terzo settore, e quindi tutte quelle associazioni che in Italia sono promotrici di attività di divulgazione sulle tecnologie, in modo particolare utilizzando appunto open source e software libero, e la collaborazione con le aziende, perché le aziende del mondo IT utilizzano tecnologie open source, non è che non le utilizzano, le utilizzano in maniera molto massiccia. Poi la cosa interessante è che attraverso questo osservatorio e laboratorio ci occupiamo anche di modelli di business collegati al mondo aziendale proprio per il mondo IT, e quindi poi c'è tutta la parte di dimensione laboratoriale, che lì ritorniamo sui nostri ragazzi, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che il centro di tutto il progetto EduLife sono i giovani, sia che ci arriviamo attraverso gli adulti, che noi puntiamo agli adulti significativi, sia che andiamo direttamente sui giovani. In conclusione, diciamo che Fondazione ha anche un compito ben preciso, che è anche etico, sociale, quello di ridurre anche il gap digitale tra le varie fasce d'età, tra le varie generazioni, tra le diverse anche cittadinanze. Ci sono insomma persone che hanno accesso alle tecnologie digitali, altre no. Bisognerebbe cercare di ridurre per dare la distanza, per dare a tutti la possibilità di beneficiare di queste tecnologie. Diciamo che lavoriamo sull'intergenerazionalità, quindi lavoriamo appunto con giovani, con adulti, con i vari ruoli. Questo è il nostro obiettivo. Mi dimenticavo, ma non è un elemento da poco, che sull'intelligenza artificiale, oltre dal punto di vista formativo, come gruppo ci stiamo anche spendendo proprio come strumenti, nel senso che come avete visto prima abbiamo fatto diversi progetti, e con questi progetti ci hanno portato alla costruzione di soluzioni digitali. Plan Your Future, in realtà abbiamo sviluppato anche una sorta di alternativa open a quello che può essere Google Workspace, per intenderci. Non era il nostro obiettivo, però insomma è uscito una cosa molto interessante. Ci stiamo occupando di intelligenza artificiale anche come sviluppo, come gruppo, quindi ci stiamo occupando di modelli linguistici, ci stiamo occupando di server, infrastruttura necessaria per mettere in piedi queste tecnologie. Assolutamente, e poi ovviamente quello che ne emerge poi avrà anche dei benefici per l'attività della Fondazione. Assolutamente. Ringraziamo Antonio Faccioli, direttore Grazie. Scientifico e coordinatore dei corsi della formazione di Fondazione EduLife, nonché consigliere della SPA omonima. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi ospitato. Lasciamo spazio a un po' di pubblicità, torniamo tra poco. È arrivato in edicola lo speciale Verona Economia, Sviluppo e Infrastrutture. Scopri tutto sui Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e l'impatto che avranno sul territorio veronese.
All'interno una rassegna dei principali progetti infrastrutturali già in corso, fondamentali per la crescita e lo sviluppo della provincia scaligera. Non perdere questa edizione a soli 3,50 €. Corri in edicola! Torniamo a parlare del tema che caratterizza la puntata di oggi di Focus Verona Economia. Parliamo di intelligenza artificiale, o meglio intelligenze artificiale. Piace a me chiamarle così perché sono tante, ma è diciamo così un concetto che ho ereditato dall'ospite che è tornato qui a trovarci negli studi di Verona Network questa sera, ed è Massimiliano Turazzini. Bentornato. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Allora, abbiamo sempre detto intelligenze artificiali perché davvero è un macro cosmo di nuove tecnologie che si stanno affacciando un po' in tutti i settori in maniera trasversale, e lei insomma se ne sta occupando a livello di studio e di approfondimento già da molto tempo, e sappiamo che ci sono delle novità, ma iniziamo proprio da qui. Lo abbiamo ricordato tante volte, è giusto parlare al plurale di intelligenze artificiali. Rigorosamente è un mondo che nasce tanti anni fa, che si evolve costantemente, è un mondo che nasce, se volete, con le prime reti neurali negli anni 80-90, si evolve con il machine learning, il deep learning, non voglio fare la lezione, ma diciamo che è diventata famosa l'intelligenza artificiale generativa, che è un tipo di intelligenza artificiale appunto che è quella che è in grado di capire quello che scriviamo, capire quello che vede e generare testo, generare immagini, suoni, voci, eccetera, eccetera, eccetera. È una grandissima rivoluzione quella che è già arrivata, ci ha investito a pieno appunto con le intelligenze artificiali generative. Per creare anche cultura attorno a questo tema esiste un sito internet, maxturazzini.com, dove all'interno viene ripreso anche un blog dove puntualmente, in maniera periodica e sempre aggiornata, si possono avere informazioni recentissime relative proprio allo studio che lei stesso insomma sta portando avanti. Ovviamente si occupa anche a livello professionale di formazione, perché spesso spaventano queste tecnologie, no? Sembra che sostituiscano l'uomo, che vadano a togliere lavoro. Forse in parte è così, ma si aprono anche delle belle opportunità. Sì, diciamo che in tanti casi quello che vedo è che si prova un po', si vede cosa succede, si vede che magari non funziona benissimo, allora si chiude dicendo io sono più bravo e quindi si dimentica. In realtà, conoscendola a fondo e comprendendola, come mi piace dire sempre, è di che si iniziano ad ottenere i risultati, e quindi la tematica più importante è che l'intelligenza artificiale generativa ha bisogno di essere compresa, e diversamente da tutte le altre, se volete, ha la possibilità di essere compresa, perché con l'intelligenza artificiale generativa basta parlarci, non serve essere tecnici, non serve essere informatici. E dicevamo, insomma, per dare diciamo una panoramica, ma anche per fornire degli strumenti a un pubblico vasto, e lo diciamo poi in anteprima, siamo i primi a dare questa comunicazione. È nato questo libro, Assumere un'intelligenza artificiale in azienda, strategie efficaci per l'integrazione dell'AI generativa, pubblicata da Tecniche Nuove. È un volume di centinaia di pagine che appunto ha quale obiettivo primario? Allora, diciamo che è strano sentir parlare di scrivere libri quando si parla di una materia così in evoluzione. Ho voluto farlo però perché c'è tantissimo rumore su internet, nei media, nella comunicazione, e alcuni punti saldi ci sono, rimangono e rimarranno anche per i prossimi anni. Quindi l'obiettivo del libro è quello di colmare un po' il vuoto che c'è tra innanzitutto chi crea l'intelligenza artificiale. Ci sono delle persone che veramente mi stupiscono per l'intelligenza naturale che hanno e per quello che stanno facendo. Dall'altra parte però è uno strumento che, a differenza di molti altri strumenti digitali, è necessario conoscere e comprendere per poterlo utilizzare al meglio, per poter capire meglio come calarlo nelle nostre attività quotidiane in azienda. E quindi l'obiettivo, se volete, del testo è quello di spiegare un po' che cos'è e come funziona anche per dei non addetti ai lavori, quindi senza concentrarsi troppo su aspetti tecnici, ma parlando proprio di processi aziendali e andando a vedere quali sono le attività che possono essere più o meno impattate, con molte considerazioni, se volete, anche personali, perché è tanti anni che faccio progetti informatici nelle aziende, quindi il cambiamento che c'è dietro è sempre impattante.
279 pagine, se non sbagliamo. È una coincidenza che siano lo stesso numero del primo romanzo che ha scritto, insomma non so se lo dica lei. 274, 64, abbiamo sbagliato qualche pagina. No, ma in fatalità è una coincidenza che può essere di buon auspicio, perché insomma è andato bene anche quel primo volume. Dicevamo tra l'altro una parte che fissa dei pilastri, dei paletti, ma che apre comunque delle sezioni che rimandano al sito, perché sappiamo che questo è un ambito che evolve quotidianamente, ora per ora, ci sono delle novità che incalzano, quindi bisogna sempre tenere alta l'attenzione. Sì, infatti il libro è un supporto, se volete, di base, poi c'è il blog che continua e va ad aggiornare quelli che sono i contenuti del libro, e che contiene anche molti aspetti pratici, perché poi si parla di strumenti informatici, bisogna provarli, e quindi di conseguenza sul sito per i lettori è possibile avere la possibilità di sperimentare le cose che racconto anche. La non conoscenza, dicevamo, spaventa a volte in tanti ambiti, in tanti settori, anche in questo dell'intelligenza artificiale. Perché invece non dovremmo aver paura di ciò che sta avanzando, e ovviamente perché invece dovremmo guardare a questa grande rivoluzione, paragonabile forse a internet, ma molto di più, probabilmente ce lo dirà lei, con uno sguardo invece propositivo, positivo. Allora, paura no, un po' di timore ci sta, certo. Ma non ci sta per quella che è la concezione legata all'intelligenza artificiale cattiva che ci vuole uccidere tutti, Terminator e tutte queste cose qua. Si parla comunque di algoritmi, si parla comunque di dati, si parla comunque di mondi che sono limitati allo spazio digitale. L'impatto però che hanno, nonostante sia una tecnologia molto evoluta, è un impatto sulla vita reale, è un impatto sull'economia, è un impatto sulla socialità, è un impatto umano, perché lo stiamo vedendo nel mondo dell'educazione, lo stiamo vedendo nelle aziende, le persone stanno utilizzando questi strumenti senza dichiararlo, li stanno utilizzando di nascosto, li stanno utilizzando male, e questo può portare a ulteriore ignoranza, se vuoi, sotto certi punti di vista, o a un'involuzione proprio mentale, perché si smette di pensare. Possiamo delegargli il fatto di pensare, questo a me un po' fa paura, quindi chi non la usa con criterio un po' di rischi ce li ha. Venendo al mondo dei lavori, l'AI non fa lavori, esegue alcune attività, ma è fondamentale partire dal presupposto che dietro le quinte ci sia un umano che decide, che porta avanti le cose, che sceglie quelli che sono le miriadi di output che questo tipo di AI ci possono andare a dare. Quindi è un rapporto di collaborazione con un'entità nuova, questo è un po' come la vado a definire. E una delle parole chiave è prompt, ossia il comando che genera poi un risultato prodotto dalla macchina. Su questo ci si può specializzare, no? Sulla generazione dei prompt. Sì. Diciamo che la cosa bella è che chiunque sappia fare delle richieste in una lingua, che sia l'italiano, l'inglese o lo swahili o quello che volete voi, è in grado di fare un prompt. Qui, quando parlo con la scuola, dico sempre: insegnanti di lingue, il vostro momento, perché i ragazzi devono imparare a spiegarsi molto meglio di quanto facessero in passato. La stessa cosa vale anche in ambito aziendale. Essere capaci di fare una richiesta è molto importante. Perché? Perché questo tipo di intelligenze artificiali, più strutturiamo bene le richieste, più ci sanno aiutare. Poi nell'ambito software servono anche degli specialisti, ci sono tutta una serie di tecnicismi man mano che si va avanti, però il primo livello richiede, diciamo, un po' di buon italiano e di capacità di argomentare. Questo per le aziende. Chiuderei con un aspetto che riguarda le scuole, perché lei è coinvolto in diversi convegni, non solo formativi ma anche aperti al pubblico, relativi proprio all'approccio che dovrebbero avere gli studenti, poi, ma anche i docenti soprattutto, nei confronti di queste tecnologie, perché a scuola sembra ancora un tabù l'intelligenza artificiale. In realtà bisogna iniziare a parlarne, perché i ragazzi bene o male la utilizzano. Non va negata. Non so ancora dire se sia positiva e fino a che punto sia positiva. Sicuramente è uno strumento nuovo. Io quello che dico ai professori e agli studenti è: studiatela assieme. Quindi siamo davanti a una tecnologia che è talmente veloce, talmente dirompente anche nei confronti della scuola, che l'unico modo per capire come utilizzarla e che effetti potrà avere è quello di parlarne assieme, studenti e insegnanti.
quindi i classici compiti per casa vanno un po' rivisti, l'approccio di studio probabilmente va rivisto, non lo dico solo io, ci sono insomma esperti molto più bravi di me in ambito didattico su questo fronte. Potremmo stare qui tutta sera, avete capito, insomma, però è già sufficiente sapere che esiste appunto una nuova pubblicazione che troverete in tutte le edicole, tra l'altro fisiche e digitali, insomma, a partire da qualche giorno, anzi dovrebbe essere già praticamente disponibile. Lo ricordiamo: Assumere intelligenza artificiale in azienda, strategie efficaci per l'integrazione dell'AI generativa, tecniche nuove, un volume di 274 pagine dedicato a un tema che Massimiliano Turazzini sta approfondendo da anni e che lo porta ad essere, lo dico io, uno dei più noti, insomma, esperti di questa materia a livello, insomma, nazionale perlomeno. Ricordiamo che ha anche un incarico per un'associazione internazionale che si occupa ecco, quindi di questi temi, per cui le viene riconosciuta anche la preparazione ovviamente su scala internazionale. Con Verona Network abbiamo recentemente fatto un evento di formazione, ne seguiranno altri, anche qui proprio per coinvolgere gli imprenditori e non lasciarli un po' in balia di questi venti e di queste turbolenze. Sì, l'obiettivo è diffondere ciò che sta succedendo e dare a ciascuno la possibilità di trarne gli effetti su se stesso. Non possiamo insegnare alle aziende cosa devono fare, possiamo solo dirgli: guardate che esistono questi strumenti che non sono più né software 1.0 né umani, sono una via di mezzo, e quindi bisogna prendersi un po' la mano. Grazie a Massimiliano Turazzini per essere stato ancora con noi. Adesso noi lasciamo spazio a un po' di pubblicità e torniamo per la parte conclusiva della puntata. Pantheon Notizie, il giornale gratuito distribuito porta a porta con l'informazione locale di 7 comuni. Attualità, sport, eventi, economia, stampato in 7.000 copie al mese per 28.000 lettori. Pantheon Notizie, nelle case dei veronesi. E con l'intervista a Massimiliano Turazzini si conclude questa puntata di Focus Verona Economia dedicata alle intelligenze artificiali. Avete sentito, ascoltato tante persone che sono sul pezzo, si direbbe nel gergo giornalistico, che sono preparate e che ci hanno fornito uno sguardo davvero molto interessante, completo, su una grande rivoluzione, come ho ripetuto all'inizio, che farà parte della nostra quotidianità. È bene anticiparla, è bene conoscerla per approfittare e per cogliere delle opportunità. Noi torneremo la settimana prossima, parleremo di economia, non vi svelo nulla, seguiteci sui nostri canali social nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su radioadige.tv.